Pierangela Visentini, segretaria di Circolo Partito Democratico. Parliamo del Veneto, torniamo un po' indietro ricordando la debacle politica sia alle provinciali che alle regionali. Ci saranno state sicuramente dei momenti di riflessione, degli incontri. Cosa aspettarsi per il futuro in regione per il Partito Democratico? Allora, rimane forte la fiducia nella figura di Alessandra Moretti e nelle persone, i nostri consiglieri regionali, che sono stati eletti anche dal Padovano, cioè Ruzzante e Sinigaglia. Io in particolar modo ho sostenuto Claudio Sinigaglia. Che cosa aspettarsi? Il Veneto è una terra di lavoratori che hanno bisogno di risposte concrete, quindi il nuovo PD o il PD che verrà deve rivolgersi ai veneti con un linguaggio concreto e con un linguaggio più energico forse. Ecco, si è badato più alla forma nella campagna elettorale, a quella che era l'impostazione, il look anche della candidata forse, più che ad approfondire determinati temi. Poi il momento è difficilissimo, lo sappiamo, c'è i problemi del lavoro, l'immigrazione, però ecco, credo che se noi ci rivolgessimo ai veneti con un linguaggio che propone progetti rivolti alla famiglia e ai giovani e alle fasce più fragili della nostra società veneta, delle nostre comunità, sicuramente il Veneto saprà rialzare la testa, anche perché abbiamo visto che Zaia non fa in effetti, ecco, promette poco e fa molto poco. È una persona che si mostra ovunque, ma le politiche sono ferme o vecchie. Però il pancia a terra e lavorare del governatore, quindi rieletto, ha funzionato. Io direi più che pancia a terra il linguaggio di pancia, perché qui bisogna portare, elevare la politica da un piano, diciamo, istintivo a un piano razionale, bisogna far funzionare la testa, perché comunque si voglia, i problemi ci sono e non si risolvono negandoli. Vedi la questione dei profughi, le questioni si affrontano e non si dice beh io non li voglio. Ecco, questo è un altro aspetto che secondo me deve assolutamente essere riconsiderato. Bisogna usare la testa, la ragione e non l'istinto.